Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Procura della Repubblica di Cosenza ha avviato un'indagine sulla morte di una bambina cinese di 4 anni deceduta nell'ospedale della città Abruzia. Angela Ren, residente a Bonifati, è stata portata domenica dai genitori nell'ospedale di Cetraro, colpita da febbre e tosse. Dimessa, le condizioni della bambina sono peggiorate e martedì scorso i genitori l'hanno nuovamente condotta nell'ospedale, da dove è stata trasferita nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cosenza, dove poi è morta. Da qui la denuncia dei genitori. Dei 40 provvedimenti di fermo emessi dalla DDA Regina contro altrettanti presunti affiliati alla cosca pesce di Rosarno, 10 dei soggetti sono attualmente irreperibili. Il reato contestato alle persone coinvolte nell'operazione All Inside è associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a omicidi, estorsioni e traffico di droga. Tra i sequestri, un emittente radio di Rosarno tramite cui avvenivano le comunicazioni tra affiliati. Attraverso un sistema cifrato, i messaggi venivano trasmessi tramite la messa in onda di una canzone piuttosto che un'altra. Gli uomini della Polizia Stradale di Reggio Calabria hanno arrestato 2 persone e denunciate altre 4, accusate di furto con frode ai danni dell'ANAS e ricettazione. Questi trasportavano il materiale ricavato dalle trivellazioni nella Galleria San Giovanni in costruzione sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, in cantieri privati anziché nel deposito individuato dall'ANAS e concesso al contraente generale. Il materiale è di particolare valore perché associato al cemento diventa calcestruzzo di ottima qualità. Le indagini proseguono. Sarà aperto il 3 maggio a Reggio Calabria dal Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti il percorso nazionale antimafia della Gerbera Gialla in memoria delle vittime delle stragi di maggio. La giornata sarà un'occasione per mostrare la parte sana della Calabria, quella parte che non applaude ai latitanti, che reagisce all''ndrangheta fatta di migliaia e migliaia di studenti che accorreranno numerosi da tutta la regione. L'evento vedrà la partecipazione della Marina Militare. Saranno incentrati soprattutto sulla spiritualità gli eventi programmati per il mese mariano in onore della Madonna di Capocolonna a Crotone. Il programma, presentato ieri da Don Ezio Limina, Don Bernardino Mongeluzzi, Don Pietro Pontieri e Domenico Ruggero, presidente del Comitato Feste, inizierà domani alle 12 con la discesa del quadricello con l'effigie della Vergine dalla cattedrale. Il momento clou sarà la notte di domenica 16 con la processione verso Capocolonna che coinvolgerà migliaia di fedeli. Cettola Qualunque girerà un film in Calabria, a Palmi, città di origine dell'autore del personaggio che ha contribuito a rendere famoso l'attore Antonio Albanese. La Fandango, società produttrice della pellicola, ha richiesto infatti la collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, che curerà tra l'altro anche il casting per alcuni ruoli primari e secondari e per le comparse. Pubblico in delirio e Teatro Apollo strapieno ieri per il concerto a Crotone di Fiorella Mannoia, evento clou della rassegna I Love KR Primavera promosso dalla provincia. In forma più che mai, quella che viene considerata tra le più grandi interpreti della musica italiana ha proposto il suo classico repertorio, scendendo anche tra il pubblico per cantare e ballare in platea. Presenti anche l'assessore provinciale Gianluca Marino e il presidente della provincia Stano Zurlo. Saranno 3.500 i ballerini che da domani a domenica al Palamilone di Crotone si esibiranno nell'11° concorso nazionale di danza sportiva organizzato dal CISEN. A presentare l'iniziativa che attirerà nella città pitagorica 8.000 presenze l'assessore comunale allo sport Mario Megna ed il coordinatore nazionale del centro Pino Tarantino. Il programma prevede per domani l'esibizione dei bimbi, sabato la fascia d'età fino a 16 anni e domenica gli adulti.